concerto della violinista Anna Tifu e della pianista Gloria Campaner ha aperto la 7ª edizione di Eliseo Musica, la rassegna musicale promossa dall'associazione L'Intermezzo con la direzione artistica del maestro Battista Giordano. Un evento che quest'anno è caratterizzato da un filo conduttore, una presenza predominante di musicisti che daranno vita ad una serie di duetti in grado di entusiasmare il pubblico nuorese, con performance di altissimo profilo sotto l'aspetto musicale, dal momento che si tratta di artiste giovani ma con una solida formazione classica, in grado di reinterpretare in chiave moderna alcuni pilastri della musica per violino e pianoforte. Così hanno fatto Anna Tifu e Gloria Campaner, che hanno presentato al pubblico del Teatro Eliseo di Nuoro un ricco programma che ha spaziato da Franca a Ravel, da Enescu a Pablo de Sarasate, attingendo a piene mani dal ricco repertorio. Un concerto proposto in anteprima in Sardegna che ha deliziato in precedenza le platee europee, raccogliendo un successo di pubblico e di critica. La fusione tra violino e pianoforte è totale, il concerto riesce a trarre il meglio dalle capacità tecniche ed interpretative di Anna Tifu e Gloria Campaner. Una performance apprezzata dai melomani nuoresi che ormai sono abituati ad ascoltare e giudicare artisti di altissimo livello grazie anche alle tante iniziative portate avanti in questi anni dall'Associazione Intermezzo, da Calagalone Jazz ad Anima Nera Mediterranea fino ad Eliseo Musica, che quest'anno ha fatto il salto di qualità, non più un trampolino di lancio per i tanti talenti delle scuole cittadine di musica, ma un palco di prestigio per i tanti artisti di fama internazionale. Il secondo appuntamento della rassegna Eliseo Musica, in programma l'11 marzo, vedrà come protagonista la violinista statunitense Ariel Horowitz, un talento mondiale assoluto che tornerà sul palco dell'Eliseo a distanza di 2 anni. Sarà accompagnata al piano da Miles Graeber, musicista californiano, unica presenza maschile della rassegna musicale.